Amici bellini, c'era un tempo in cui se ci fossero state notizie, insomma, si è infortunato lo bot, che noi avremmo fatto, vabbè, anyway, cioè il famoso meme. Oh no! Anyway, last week... Invece, guardatelo, perché adesso c'è un dilemma gravissimo. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, le cose importanti subito. Luixao, benvenuto. Iscrivetevi al canale perché più ne siamo e più belli pariamo. Nel momento in cui, poi se tenete pure un like in tasca, mettetelo, un like per la cosa di Caccamo. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a delle emergenze, dobbiamo fare delle ipotesi. Voglio mettermi nella testa di Spalletti. Dove sta? Mi metto qua, nella testa, cioè, il piedino. Mi metto nella testa di Spalletti e cerco di fare delle ipotesi. Però, prima di cominciare, perché ho pronta la lavagnetta, adesso ve le faccio vedere le varie ipotesi. Volevo ringraziare l'amico bellino Giuseppe Bonagura, che ha creato un'app che vi lancio in descrizione. È un'app solo per Android per ora, poi più in là probabilmente si organizzerà anche per iPhone, dove lui raccoglie la rassegna stampa del Napoli, cioè tutte le notizie possibili e immaginabili del Napoli, e ha avuto il pensiero di inserire anche i nostri video. Quindi ringrazio Giuseppe, ci espandiamo tutti possibili, mi fa piacere anche se qualcuno di voi possa scaricare quest'app. Penso sia un'idea interessante la raccolta di tutta la rassegna stampa. Di conseguenza le notizie che adesso voi, mentre io riposo, perché come al solito io di martedì faccio uscire il video e poi riposo e voi vi svegliate e lasciate i commenti, mi dovete far sapere voi l'entità dell'infortunio di Bobotta, perché Angioletto diceva: ma una gioia, è lunedì, ma una gioia, siamo ancora giovedì, martedì, ma una gioia, sabato piove, mai una gioia, ho sporcato le scarpe nuove. Perché mai una gioia, ragazzi, mai una gioia l'abbiamo avuta ieri con il ricorso accolto per Osimhen. Allora possiamo avere Osimhen in campo, meno male, almeno abbiamo una freccia in più al nostro arco, ci possiamo organizzare almeno con i sistemi d'attacco che il Napoli conosce un pochino meglio, benissimo. Dopodiché arriva la notizia di Insigne che per un problema personale, motivi personali poi spiegati da alcuni blog, c'è niente di grave, ma comunque è una cosa brutta perché il padre si deve fare un intervento nel momento in cui, perché già sentivo pagliacci, il Napoli si ritira Insigne e quindi avete un vantaggio, pagliaccissimi. Prima di tutto calma, perché motivi personali e quindi piano piano, se rispettate comunque un problema. Secondo, comunque non avrebbe giocato perché lo sapete, Mancini si guarda i miei video, lascia il like, lui Mancini li lascia i like, voi no. Ci sono quelli che lurcano e lo lasciano i like, e comunque non lo avrebbe fatto giocare perché ha fatto le prime due. E terzo, McKennie che praticamente ha violato le norme Covid senza mascherina e per punizione è tornato subito a casa. Dillo poco. Con la Lituania si può anche far riposare Insigne, si può mettere Chiesa a sinistra, dove può essere magari anche più devastante. Chiesa da una parte, Berardi dall'altra e vai con Dio. Immobile invece lascia la nazionale per problemi fisici, ma i problemi fisici riguardano noi, perché adesso perdendo Bobotta si parla di infortunio muscolare. Quando si parla di infortunio muscolare non sai mai, però una contrattura, una cosa, uno strappo, insomma non è che ha preso una botta come puoi dire di Ospina, che si diceva ha preso una botta in partita, non riusciva a rilanciare, ha recuperato. Poi adesso Ospina sarà solo una questione di jet lag, il fuso orario, torni di martedì sera e devi giocare poi martedì, insomma è complicato. Però almeno uno dice c'hai Ospina in porta e non devi rischiare Marfella subito. Però se noi andiamo a fare un attimo la lavagnetta con un Ambrabam, la questione in questo momento, i dubbi di Spalletti possono essere questi, e voi nei commenti mi potreste dire io farei così, perché in questo momento tutte le possibilità sono giuste, tutte le possibilità sono sbagliate. Come fai, come ti muovi, sbagli. Se viene il risultato sei stato un genio, perché poi alla fine questo è. Se vogliamo lasciare il pacchetto almeno dei difensori così com'è, perché K2 dovrebbe tornare dopo gli impegni della nazionale,
Di Lorenzo tornerà, stasera l'Italia gioca, speriamo che non giochi Di Lorenzo perché veramente mai una gioia, veramente diventa complicato. Se Mario Rui ritorna a sinistra non lo possiamo mettere a centrocampo, perché lo so che qualcuno stava pensando mettiamo Mario Rui a centrocampo, subito regista, lo sa fare, ce l'ha fatto vedere. Il problema poi sarebbe, non è nemmeno tanto Mario Rui, certo sarebbe un problema gravissimo, non c'è filtro eccetera eccetera, ma poi che sulla fascia ci devi mettere Juan Jesus e se lo bevono, no, quindi probabilmente Mario Rui lo lasciamo qua e almeno non tocchiamo la situazione della difesa. Dopodiché ragazzi i dubbi sono qui, perché tu puoi mai mandare, io chiedo ai tecnici, agli allenatori, devo intervistare qualche allenatore, riusciresti mai, tu ti va di mandare in campo un giocatore che non hai mai allenato, che non hai mai visto e che lui non conosce i compagni, non c'è alchimia proprio nella zona centrale del campo, perché tu non è che dici tu metti un attaccante che non ha mai giocato, lui deve ricevere palle e deve segnare, deve tirare in porta, oppure un portiere o un difensore, anche il difensore con la linea è più complicato, però un attaccante tu lo metti, deve far gol, il terminale offensivo, ma a centrocampo dove Spalletti poi chiede delle cose specifiche di aggressione consecutiva, nel senso chi aggredisce davanti poi l'altro deve accompagnare, possiamo mai mettere subito in campo Anguissa che torna, manca un allenamento e deve giocare? La vedo complicatissima. Allora tu se non metti Anguissa qua ci puoi mettere Fabian Ruiz con lentezza. Anguissa secondo me è più mezzala che centrale, diciamoci la verità, dopodiché potrebbe giocare anche a due, io non ci vedrei Elmas proprio regista, Fabian Ruiz magari un po' più lontano dal marasma come l'avevamo detta e ci metti Anguissa da questa parte, oppure una delle altre opportunità potrebbe essere di giocarcela così a doppio, visto che Fabian Ruiz ha fatto questo tentativo a due con Mario Rui a fianco, ci metti Anguissa a fianco, quindi un po' più di fisicità, e quindi giocarcela così con Elmas invece vertice alto del triangolo del centrocampo, e al posto di Elmas potremmo anche ipotizzare un Unas direttamente in campo in questa zona, così almeno hai un centrocampista di riserva, perché il problema ragazzi non è tanto, questi tre dovranno giocare probabilmente, ma poi non hai nessuno in panchina, cioè come fai ad affrontare una partita tosta come quella della Juve senza panchinare? Il panchinaro che sappiamo avere è Politano e avremo sempre il dubbio di chi sta più in forma. A proposito, i messicani so che sono infuriati con Lozano, perché Lozano ha detto devo rientrare in forma, rinuncio alla convocazione, intanto se n'è andato a Disneyland Paris con la moglie che ha postato la fotografia e tutti i messicani vabbè, in forma, non è che è andato a scalare le montagne e si infortuna oppure così, si è andato a rilassare un attimo il ragazzo probabilmente, però lo mettiamo nel calderone delle notizie, o Lozano o Politano. Io secondo me Spalletti è curioso di vedere Lozano nella zona destra, perché lui ha detto che Lozano preferisce, che non lo vuole snaturare troppo, e secondo me ci dobbiamo giocare una carta lì sulla destra, sperando che tra i sudamericani insomma che tornano con la Juve, perché io qua li vedo, poi più in là in questi giorni faremo anche degli approfondimenti sulla Juventus per capire loro che problemi avranno con i sudamericani di ritorno, però li portano in campo le formazioni probabili, quindi dobbiamo vedere un pochino. Osimhen diciamo che è tornato e Insigne sta qua, quindi al posto di Osimhen il ringresso può essere Petagna, al posto di Insigne un Unas se non lo vediamo già subito in campo da questa parte, e teniamo sto problema. Quanti di voi, perché nei commenti me lo potete scrivere, hashtag Vergara, quanti di voi stanno adesso pensando mettiamo subito il ragazzo in mezzo? Ragazzi, piano primavera B, primavera 1, poi dopo, capito, si deve fare tutte le cose così, rischi di bruciarlo, rischi di metterlo in mezzo a degli animali che sanno dentro e fuori il calcio di professionistico e rischi di bruciarlo, quindi io non farei questa. Sicuramente è facile che se lo porterà in panchina insieme ad altri giocatori della primavera, perché siamo veramente cortissimi, è una situazione insostenibile. Signori, qualcuno che si lamentava la Juve arriva peggio perché i sudamericani eccetera eccetera, ci manca Meret, ci manca Demme, ci manca Zielinski che è stato convocato ma non può giocare con la Polonia perché continua ad essere comunque abbastanza infortunato e non lo vogliono rischiare, quindi non sappiamo nemmeno se sarà a disposizione per il Napoli. Ecco perché io non lo metto in formazione, può essere che vada in panchina. Ci manca Gulam ovviamente, ci manca ancora Mertens, cioè non è
proprio una situazione piacevole per il Napoli. Dobbiamo dare il 110% in campo con delle defezioni importanti. Uno non vuole piangere, uno non vuole... La Juventus più scarsa degli ultimi 20 anni. Calma, va veramente calma. Poi devo fare il pompiere, è normale che devo fare il pompiere. Calma assoluta. Primo, non è una partita decisiva per le sorti di nessuno. Non è che batti la Juve è fuori dal discorsi Champions o Scudetto. Non è che se perdi tu sei fuori da tutti i discorsi. Non facciamo drammi così. Un pareggio potrebbe accontentare, voi firmereste per il pareggio, potrebbe accontentare il Napoli che tiene la Juve un po' più dietro. La Juve comunque farebbe 2 punti in 3 partite, ancora crisi, però poi non perdono. Ricordiamo che la Juve avrà il Milan poi dopo la partita col Malmo. Noi dobbiamo pensare pure che teniamo il Leicester, dobbiamo fare l'Europa League. Mamma mia, è una situazione veramente insostenibile. Mai una gioia. Mi dovete far sapere voi nei commenti la situazione di Lobotka definitiva, perché si saprà in queste ore, e ditemi come la mettete nome a centrocampo, perché secondo me è anche plausibile vedere, come l'ha provato Spalletti contro il Benevento, un ritorno al 4-2-3-1 non essendoci Lobotka, che se c'è Lobotka io penso 4-3-3 con Lobotka centrale. Non essendoci Lobotka si potrebbe anche ipotizzare un 4-2-3-1 con Anghissà, Fabian Ruiz e che Dio ce la mandi buona. Speriamo che il ragazzone, che Zambò, riesca subito ad entrare negli schemi. Secondo me è una cosa comunque grave, è una cosa comunque pericolosissima, però bisogna fare di necessità virtù. Da New York Valerio Fluido è tutto, fate le cose belline, mi raccomando, il mazzo non ci accompagna, però noi piano piano la dobbiamo svangare. Questo è il campionato, queste sono anche quegli imprevisti che mettono un po' di sale, no? Un po' di pepe nel campionato, se no va tutto bene, vinciamo tutte le partite, nemmeno ci divertiamo. Ok, sarebbe una cosa fantastica, quando mai. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Già ci sei arrivato. No, già ci sei arrivato. Sopra la cosa così, Ci poi sei cliccate arrivato sulla già. campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, Sì, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe. Quante cose. tutte le cose belline. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.